ci aspettavamo che il governo capisse che ormai le aziende sono alla canna del gas e si aspettano anche dei fatti concreti. Ancora una volta solo rabbia e delusione per il rinvio di un decreto che le imprese del Veneto attendevano con ansia. Dei 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione scongelati dal governo, almeno 4 quelli che potevano essere destinati alla nostra regione, una cifra considerevole in un momento in cui l'orizzonte è corto e la mortalità delle aziende è altissima. Per ogni impresa che magari fino a 5 anni fa poteva essere una piccola miniera per quanto riguarda la disponibilità economica, oggi non riesce più ad avere un filone senza fine, anzi ci sono delle giornate dove è difficile portare in pareggio i costi. Stiamo parlando di solo 40 miliardi e l'insieme delle nostre pubbliche amministrazioni non hanno ancora fatto il conteggio vero della cifra finale, per cui sappiamo che dai 40 si è saliti ai 70 certi, ai 100 certi, ma che forse la cifra è ancora più alta. Grande l'attesa per l'incontro che si terrà domenica a Verona tra gli imprenditori veneti e il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani. Noi che siamo una parte responsabile del Paese crediamo che vada dato immediatamente una risposta, sicuramente questa è un'emergenza, adesso le imprese hanno diritto a venire prima di altre cose, le imprese e il mondo del lavoro.